Sul vivace dibattito in atto in città su Agrigento, capitale della cultura, e sulla futura fondazione, il cui statuto ancora non decolla, interviene oggi l'ex sindaco Firetto e attuale consigliere comunale, affermando come si rischia di perdere ancora del tempo prezioso. Il sindaco abbia il coraggio di opporsi a certe logiche e difenda l'unico interesse della città. Sullo statuto della fondazione capitale della cultura, le controdeduzioni a rilievi dei revisori sono deboli, carenti e perfino risibili, afferma Firetto. Male ha fatto il sindaco a smentire se stesso 2 volte e a non considerare più, come aveva detto in un primo tempo, le osservazioni dei revisori dei conti, ondivago come sempre tenga finalmente la barra dritta. È vero che il dirigente non risponde a rilievi sulla parte finanziaria perché non di competenza, ma conclude che i revisori hanno sbagliato su tutto e dovrebbero ravvedersi. Si legge nella nota del dirigente una certa insolita aggressività per chi lo conosce come uomo mite e prudente. I revisori dei conti di Agrigento hanno evidenziato normativamente, con la giurisprudenza contabile ampiamente richiamata, che la fondazione di partecipazione, per le sue caratteristiche, deve avere un patrimonio sufficiente a coprire interamente i costi necessari al raggiungimento dello scopo e deve dichiararlo all'inizio della storia. I revisori dei conti hanno pertanto desunto dalle prove contabili ufficiali del comune di Agrigento che alcune delle somme ipotizzate come esistenti e vincolate, come ad esempio la tassa di soggiorno, non sono indicati i criteri e i modi reali per averle. E questo è uno degli aspetti che non consentiranno alla fondazione, continua Firetto, di ottenere la personalità giuridica. Non è stato approvato il rendiconto del comune 2022, non vi è certezza dunque delle somme che come quantificate nel dossier, ma potremmo anche aggiungere che la tassa di soggiorno dovrà essere utilizzabile secondo il regolamento vigente approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento, che prevede diverse destinazioni per capitoli. Il Consiglio Comunale, in verità, continua Firetto, non ha mai approvato di modificare il testo del regolamento o di approvare una delega adesso per Capitale della Cultura 2025. Chi lo dice che il Consiglio Comunale sia ancora disposto a impegnare la gran parte della tassa di soggiorno solo per gli eventi inseriti nel dossier, sottraendo tutte le risorse destinabili ad altri interventi essenziali per lo sviluppo turistico della città? I revisori dei conti, inoltre, si domandano, a proposito della nomina dell'organo di controllo della fondazione, perché si vuole derogare al criterio generale del sorteggio. Essi evidenziano un'altra grande anomalia: la nomina diretta delle 3 figure che avranno il potere di gestione di tutto ciò che si dovrà e potrà fare mediamente la fondazione, come ad esempio il direttore generale, il project ed executive manager, in spregio delle procedure di evidenza pubblica. La singolarità è dovuta altresì al fatto che questi soggetti sono i titolari dell'associazione meno che si vuole avere tra i soci fondatori. Ora, se da un canto è previsto, continua Firetto, che tutti i soci siano fondatori, che ordinari, che sostenitori dovranno dare o fare qualcosa per giustificare la loro presenza in fondazione, l'associazione meno non solo non è previsto che faccia o dia nulla alla fondazione, ma prende per sé, per i suoi membri, visto che per i servizi che renderà in favore alla fondazione pretenderà un compenso abbastanza cospicuo. I revisori si chiedono inoltre perché la durata della fondazione sarà oltre l'anno 2025, in cui è prevista la spesa del fondo a disposizione. La domanda è legittima per il principio già esposto: se l'ente fondatore deve indicare le reali fonti di finanziamento per il raggiungimento dello scopo, quali sono le fonti per pagare successivamente gli stipendi del direttore generale, del project manager ed executive fino al 2028, ma soprattutto quali sono gli scopi ulteriori trascorso il 2025, scopi non rintracciabili nello statuto. Pertanto, conclude Firetto, il sindaco decida di cambiare registro, non faccia perdere tempo prezioso, non scarichi sul dirigente potestà che invece appartengono in toto, provi a svolgere il suo ruolo. Come finirà? Spero davvero per il bene di Agrigento che non si risolva con il solito capichini e le consuete magre figure negli occhi dell'intera nazione.